Grazie Presidente. Di queste giornate è stata una discussione significativa. So che qualcuno si è stufato, forse non siamo abituati, però vorrei che fosse chiaro che le ragioni per cui questa discussione è stata significativa è perché per il Partito Democratico le politiche industriali sono un tema cruciale dell'iniziativa amministrativa regionale. Le politiche industriali del resto sono tornate ad essere una priorità. Dopo la sbornia liberista della fine del Novecento, ormai è chiaro che il bisogno di rafforzare il ruolo delle istituzioni per orientare la crescita e lo sviluppo è fondamentale. Il mercato non si autoregola, la ricchezza non si distribuisce in maniera equa, anzi la globalizzazione ha amplificato le diseguaglianze e oggi serve che lo Stato torni e le istituzioni in generale tornino ad orientare l'indirizzo dello sviluppo che vogliamo dare ai territori. Da questo punto di vista dobbiamo raccogliere, se siamo in grado di farlo, le sinergie che si possono creare tra i diversi livelli istituzionali, a livello regionale, a livello nazionale e anche a livello comunitario. Guardate, solo un cenno, a me non convince, la reputo anche controproducente, la contrapposizione a cui abbiamo assistito in questi giorni tra Regione Veneto, tra Italia e Unione Europea. Dobbiamo costruire le condizioni affinché i livelli istituzionali costruiscano insieme, in sinergia, dicevo appunto, le nuove politiche industriali. Ma dentro questa sinergia bisogna prestare attenzione anche al ruolo che le regioni singolarmente esercitano, perché da qualche anno a questa parte si sta sviluppando una competizione anche dentro e tra territori regionali, dentro la riorganizzazione delle catene del valore che da globali stanno tornando ad essere regionali o interregionali. E allora dicevo, la discussione è significativa perché per la prima volta, con tutti i limiti che poi cercherò di indicare, arriva in quest'Aula un provvedimento che tocca questo argomento, almeno in questa legislatura. Da questo punto di vista cercherò di essere il più chiara possibile. Per il Partito Democratico sulle politiche industriali la Regione del Veneto deve cambiare rotta. Serve un piano strategico delle politiche industriali, serve una visione che decida, che proietti, che indichi dove vogliamo portare il Veneto nei prossimi decenni nel contesto di cui vi parlavo prima. E questa visione, questa prospettiva va costruita con responsabilità, perché si parla di lavoro e si parla di imprese. E quando si parla di lavoro e di imprese si parla di futuro. Certo, l'incertezza della situazione geopolitica non aiuta e il dato degli investimenti, che in parte è oggetto di questo progetto di legge, è pesante. Arriviamo da anni in cui gli investimenti marciavano a doppia cifra e oggi sono nei fatti azzerati. E il raddoppio delle ore di cassa integrazione autorizzate richieste anche nella Regione del Veneto dà la misura delle aspettative delle imprese. 23 mesi di mancata crescita raccontano di settori importanti anche per questa regione che stanno crollando. Allora possiamo discutere, e in parte l'abbiamo fatto in questi giorni, del perché la manifattura rallenta anche in Veneto. Una volta che abbiamo discusso e ci siamo divisi sulle ragioni, però bisognerebbe agire per evitare che la crisi si trasformi da congiunturale a strutturale. E a me preoccupa che in molte parole sentite in quest'Aula sia mancato persino il riconoscimento della crisi che alcuni comparti stanno attraversando. Allora, questa legge dal mio punto di vista ha un limite. Non basta correre dietro i singoli ed eventuali investimenti, ma serve una lettura dei processi in campo, perché vanno bene anche i singoli interventi solo se sono coerenti con una visione generale dello sviluppo della nostra regione. 44 milioni sono pochi se li indirizziamo senza regia dove capitano.
possono avere un senso se sono il pezzo di una lettura complessiva che io non ho riscontrato in questa proposta. 2. Il rischio. Siamo in ritardo. In anni di grandi trasformazioni del mondo, dell'economia, dei sistemi produttivi, la Regione Veneto rischia di perdere l'occasione di incidere positivamente sulla crescita e sulla produttività. Può non piacervi il Green Deal, ma la transizione ecologica esiste già, è già nei fatti. Sul piano produttivo le imprese hanno già imboccato quella strada. Non la fermiamo più questa roba qua. È un orientamento dei processi produttivi che è già in atto e non è per via di una legge europea o nazionale, è perché è così che la produzione ha già deciso che si sta orientando, e non riguarda solo le auto elettriche. Ormai la rivoluzione green riguarda le modalità del consumo delle persone. C'è una consapevolezza diversa e le imprese la registrano e rispondono a questa domanda. Non la fermate sta roba, anche se non vi piace. E dentro questa rivoluzione che è già in atto e che ha un atteggiamento pervasivo sulle abitudini delle persone e della società, e dunque anche dei sistemi produttivi, l'atteggiamento autarchico di chiusura, non mi piacciono le auto elettriche, sono inutili e pericolose, che lasciano sole le imprese in questo cambiamento in atto. E chiudo con l'ultimo punto. C'è una preoccupazione di fondo che noi registriamo su questo progetto di legge, perché si fonda su una lettura della società profondamente diversa tra noi e voi. Mancano le premesse condivise, non sono solo le soluzioni a divergere, è la lettura dei processi in campo che non riusciamo a condividere, perché non avete voluto e non volete vedere la crisi della produzione industriale, la crisi della manifattura, la difficoltà che sta attraversando anche il sistema delle piccole e piccolissime imprese. E dunque è ovvio che arriviamo anche a soluzioni o proposte di soluzioni diverse. Noi diciamo no alle cose che capitano per volontà esterne, che non significa mortificare o voler mortificare queste volontà. Ci sarà qualcuno che dirà vengo io, va bene. Noi chiediamo alla Regione del Veneto non di assecondare le volontà esterne, ma di guidare i processi che sono in corso e avere un ruolo di guida a livello nazionale anche su questo fronte. È una legge generica, secondo limite, che trasferisce di fatto all'avviso, nella redazione dell'avviso, il momento in cui le intenzioni diverranno operative. Invece noi avremmo voluto che fossero qua, discusse nell'aula, come è giusto che sia, e l'avviso marginalmente interessato. Avremmo voluto dall'aula una scelta sulla base delle catene del valore che ci interessa andare ad incrociare. La sostenibilità, l'innovazione, la qualità occupazionale non sono dei di cui dentro i processi in corso, dovrebbero essere degli orientamenti che in maniera chiara l'Aula dà all'esecutivo, cioè alla Giunta, o meglio ancora a Veneto Sviluppo, perché stiamo parlando di un progetto di legge che delega a Veneto Sviluppo anche queste scelte cruciali che noi avremmo dovuto e potuto fare in quest'Aula. E dunque non ci convincono, ultimo punto, le nuove modalità di selezioni nuove che avete proposto. Per questo abbiamo detto, non ci convincono le tradizionali formule di promozione, ma vi avremmo sfidato sulle soluzioni di scouting più mirato. Ora chiariamoci, e su questo chiudo. Se dobbiamo fare una legge sull'attrattività dei capitali, dovremmo avere chiaro cos'è l'attrattività, come la definiamo, perché lo sconto fiscale e la semplificazione sono dettagli che non costituiscono attrattività, sono strumenti, ma l'attrattività è un'altra cosa. L'attrattività si fonda su aspetti strutturali, per cui il Veneto diventa più interessante di altri territori. Non può essere la semplificazione e basta, non può essere lo sconto fiscale. L'attrattività di un territorio è un insieme di fattori che riguardano l'occupazione, i servizi, le infrastrutture,
L'attrattività si costruisce partendo da qua. Chiudo sul metodo, avrei voluto chiudere sul metodo, ma non ho più tempo. Grazie. Quindi per tutte queste ragioni, non ritenendo questa legge pericolosa, ma ritenendola poco utile, annuncio il voto di astensione del Partito Democratico.